Ecco, questo erano dentro in questa borsa che è stata un po' praticamente distrutta dalla macchina. Zerman, la laterale di Via della Croce che conduce all'ex discarica. In piena campagna stamattina i residenti che autotassandosi tengono puliti i fossati si sono imbattuti in un sacco contenente corrispondenza non recapitata che il presidente del quartiere Bruno Cilotto ha recuperato per consegnarla nel pomeriggio ai carabinieri. Ad occhio e croce sono circa 180-200 lettere, insomma, una cosa inconcepibile, diciamo così, ecco via. Non avrei mai pensato che nelle nostre zone succedessero cose del genere. Adesso mi precipito, le metto in un sacchetto di plastica e li porterò dai carabinieri. Non pubblicità e volantini, ma lettere inviate da INPS, banche e così via ai residenti di Zerman, Via della Croce, Via Bianchi, la zona del centro della frazione. Per fortuna ci siamo accorti subito, è stata alzata la macchina e abbiamo salvato tutte le buste. Che idea si è fatto su chi possa aver buttato via questa? C'ho l'idea chi potrebbe essere stato, chi consegna la posta, secondo me non l'ha consegnata o per risparmiare tempo o perché non conosceva le famiglie, l'unico nascondiglio possibile poteva essere solo questo, insomma, ecco. Saranno i carabinieri ora ad appurare circostanze e responsabilità. L'abbandono della corrispondenza è un reato punito pesantemente.